Poter fare un intervento dopo questi meravigliosi interventi che ci sono stati finora, sia la spiegazione così dettagliata da parte di Bustiano Compostu e anche questo intervento di Aurora che sicuramente ci ha fatto entrare in quello che è l'intimità con cui ognuno di noi sente questa terra. Mi è piaciuto prima l'intervento che ha fatto la sindaca di Dolianova perché era partecipativa, sentiva sulla propria pelle che cosa significa vivere in un luogo ed esserne veramente parte integrante. Una persona che ha sicuramente a cuore il bene di questo luogo ed ha determinato con veemenza la sua determinazione contro il nucleare. Io la ringrazio lei, ringrazio voi tutti che siete qua perché siete sensibili, avete a cuore quello che è il futuro di questa terra, avete a cuore tutta la nostra terra. Aurora si stava riferendo a questo luogo, Dolianova, Suvarteolla, Susicci, ma ormai è diventato Suvarteolla, il luogo dove si sente questo profumo di vermentino, dove in ottobre e a novembre si vedono centinaia di persone in giro per strada che vanno verso i campi a raccogliere e a sentire quel profumo dell'ulivo che ti inebria quasi, che ti entra dentro e che te lo senti sulle mani nel momento in cui fa la raccolta delle olive. Ed è quello che noi vogliamo valorizzare, è quello che noi vogliamo mantenere integro, che non vogliamo che qualcuno pensi che questi nostri prodotti possano essere in qualche maniera alterati da delle radiazioni e così non comprare più e non avere più nessuna fiducia nei confronti della nostra terra, del nostro popolo, delle nostre tradizioni. La nostra tradizione che è basata su quelle che sono i nostri antichi avi, che hanno sempre fatto di tutto per mantenere questa terra bella, prosperosa, piena di latte e miele, proprio come si dice anche nelle scritture sacre. Cioè la Sardegna un luogo veramente di armonia, di serenità. Ma questa serenità noi non vogliamo farcela turbare da qualche ipermodernista alla Veronesi o da qualche pazzoide che la mattina si sveglia e dice mi voglio arricchire ancora di più e cosa farò? Andrò in Sardegna a conquistarla perché ci sono più di 200 chilometri di là dal Tirreno e questa terra che è una bella terra che abbiamo sempre mantenuto integra nella sua cultura, nei suoi paesaggi, oggi vogliono venire qui questi signori con un decreto legge e trasformare la nostra terra in un luogo di perdizione, in un luogo dove nessuno ci vorrà più venire né ad ascoltare le nostre voci che sono dei canti, per non guardare più le nostre tradizioni dell'abbigliamento che sono veramente regali. Guardate le nostre donne quando si vestono con l'abito nostro tradizionale, sembrano meglio delle regine di là del Tirreno. I nostri uomini sopra quei bei cavalli che sono degli uomini veramente orgogliosi di essere uomini di questa terra e noi vogliamo che questo rimanga, non vogliamo farci distrarre da questi personaggi che hanno sempre in mente il portafoglio. Non vogliamo che questi signori vengano qui a speculare sulla nostra terra. Non vogliamo che le nostre future generazioni saranno messe a rischio perché vogliono portare qui e stoccarci le scorie nucleari e non si sa mai che un pazzo la mattina si schianti sopra questo monticino di scorie e ci faccia diventare devastato tutto il nostro territorio nazionale, perché di territorio nazionale stiamo parlando, della Sardegna. Io vorrei fare un appello etico, l'eticità di cosa ci sta dietro a questo malaffare. Voi pensate
che soltanto nel Niger ci sono 2 miniere dove vengono estratto l'uranio. Sapete cosa succede? Lì ci sono 500 volte più alto quella che è la radiazione lì intorno. I bambini muoiono di cancro in una nazione come il Niger e nessuno si è mai posto il problema, tanto in Africa, chi se ne frega? E allora, se non ce ne frega di là, ce ne deve fregare qualcosa di qua? No, siccome noi siamo etici, ci interessa dappertutto questa questione qua, ci interessa per i nostri figli, ma ci interessa anche per i figli degli altri, perché siamo tutti esseri umani e come tali vorremmo che tutti quanti ci impegnassimo in questo referendum che si sta per fare, perché questo referendum è questione di democrazia diretta, una democrazia diretta che loro non vorrebbero più darci nelle nostre mani, perché sanno benissimo che il popolo è un popolo che ha senso, che è saggio, che ne sa qualcosina di più dei governanti che pensano solo al loro portafoglio miliardario, ma noi nel nostro piccolo sappiamo amministrare le nostre piccole famiglie e donare loro le cose migliori della terra, donare loro il nostro amore. Ecco perché dobbiamo aprire il nostro cuore, aprirci ai nostri affetti, e i nostri affetti sono ognuno di noi, ognuno di coloro che ci sta al nostro fianco, perché soltanto volendoci bene possiamo aggregarci e movimentarci per dare un futuro migliore alla nostra terra e non accettare questa imposizione che viene al di là del Tirreno. Perciò io vorrei salutarvi però chiedendovi di impegnarvi a parlare al vostro vicino di casa, di impegnarvi a parlare al vostro vicino di lavoro, affinché cominciamo a fare un movimento di idee. È inutile stare qui adesso a riguardare tutti i dati, li abbiamo visti, lo sappiamo, sono importanti, però la cosa importante è il nostro cuore. Come si svolgerà questa cosa? Come sarà il nostro cuore? Sarà impietrito oppure sarà un cuore che pulsa e fa circolare il sangue del nostro popolo? Io penso che sia questa situazione, un cuore pulsante. Per questo il movimento Non Nuke vi incoraggia a movimentarsi per non subire ed agire per non morire. Sì alla vita, no alla morte nucleare.